Fiamme e paura oggi a Legnano, ma per fortuna non ci sarebbero persone ferite. Un incendio divampato in una palazzina di 5 piani in via Riberto di Intimiano, in zona Legnarello, dove 4 squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro dal primo pomeriggio di oggi per cercare di domare il rogo che si è sviluppato durante dei lavori al tetto. Gli occupanti della palazzina sono stati invitati a lasciare l'edificio per precauzione. Sono 40 le famiglie che sono state fatte evacuare. Sul posto anche le pattuglie della polizia locale che hanno chiuso la strada per permettere le operazioni di soccorso. Nessuna persona avrebbe riportato conseguenze fisiche, ma l'intervento è risultato piuttosto complicato. Per raggiungere il tetto, i vigili del fuoco hanno utilizzato l'autoscala. Soltanto quando l'incendio sarà completamente domato sarà possibile fare una prima stima dei danni. Sicuramente i più danneggiati saranno gli appartamenti e i piani superiori inondati dall'acqua.